24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadelveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo, connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronacadiverona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale. Grande affluenza ieri a Padova per le elezioni della Commissione Stranieri, organo ufficiale di rappresentanza dei cittadini non comunitari ed apolidi regolarmente residenti nella città del Santo, che andrà ad inserirsi a tutti gli effetti nella vita amministrativa padovana. Già nel pomeriggio era stato raggiunto il quorum del 15% dei quasi 15.000 residenti extracomunitari, in coda dalle 8 di mattina per votare. Nelle prossime ore si conosceranno i risultati. Da questa elezione bisognava eleggere almeno una commissione del minimo di 5 a un massimo di 25. Qui oggi le notizie che abbiamo avuto sono solo quelli che sono stati più votati, ma non della commissione proprio in cui, quindi stiamo aspettando di avere le ultime notizie per sapere esattamente, perché tra l'altro nella commissione ci devono essere rappresentate tutte le 5 aree geografiche e poi ci deve essere almeno il 25% di genere femminile. Quindi sarà proprio in base al regolamento, da vedere un attimo come andranno a finire per avere la lista definitiva della Commissione. 10 le cittadinanze maggiormente rappresentate, dalla Moldavia allo Sri Lanka. Da anni mi batto per il riconoscimento della cittadinanza sia ai figli di immigrati ma anche a quelli che sono nati in Italia, e ho detto perché non prendere questa palla al balzo che è appunto questa elezione, per poter sentire ancora più la voce di questi giovani. Penso che sia veramente tanto importante anche per cercare che il Comune ci dia uno spazio in più per farci conoscere, perché non abbiano più di paura di noi, anche perché sicuramente l'immigrazione fa paura e quindi noi non vogliamo essere solamente un problema, ma vogliamo anche cercare di essere una risorsa per loro. Felicitazioni per il traguardo raggiunto a Padova. Con il voto di quasi 4.000 cittadini extracomunitari sono arrivate al sindaco di Padova Flavio Zanonato anche dal segretario del PD Pierluigi Bersani, quasi a citare Padova come un modello italiano. L'agricoltura è il settore strategico che aiuterà l'Italia e il Veneto a recuperare energie economiche in questo momento di crisi. È un valore aggiunto unico, non trasferibile, credibile. Dobbiamo focalizzare su questo la nostra azione, anche facendo crescere la consapevolezza del valore del nostro territorio e dei nostri prodotti, promuovendo il nostro Made in ambito internazionale. Lo ha ribadito l'assessore all'agricoltura del Veneto Franco Manzato, intervenuto a Quinto di Treviso alla presentazione della catena di botteghe di Campagna Amica, organizzata da Coldiretti. L'obiettivo di questa iniziativa è ampliare la vendita diretta dei prodotti agricoli locali, accorciando al minimo la filiera produttore-consumatore, nel contempo aumentando il reddito dei primi e contenendo la spesa per i secondi. 8 imprenditori nel mirino della Guardia di Finanza bellunese. 6 sono stati rinviati a giudizio, mentre 2 hanno ottenuto di essere giudicati con la formula del rito abbreviato. È questo il risultato della maxi operazione della Guardia di Finanza di Belluno in merito ad un presunto giro di false fatturazioni, che avrebbe permesso agli imprenditori l'evasione totale del fisco. Le indagini sono partite in seguito ad una segnalazione sulle presunte irregolarità compiute da 3 aziende con sede legale a Milano. Le aziende erano specializzate nell'emissione di fatture per operazioni inesistenti ed infatti le aziende stesse sono risultate prive di struttura operativa e non operanti. Montagna intesa come risorsa, come valore aggiunto di un territorio per lo più pianeggiante, ma al tempo stesso poco valorizzata. È questo lo scenario tracciato stamane nel convegno Parliamo della Montagna Veneta nell'anno internazionale della foresta, promosso dalla FAI e dalle sigle sindacali CGIL e CISL e UIL. Momento di confronto e dibattito dove sono emerse numerose criticità, dettate spesso da una politica disinteressata. La politica può avere maggiore attenzione al settore complessivamente, ai rapporti tra montagna e foresta, e potrebbe richiedere standard più elevati nella gestione del patrimonio forestale pubblico, soprattutto
Innanzitutto potrebbe porre l'esigenza di una maggior trasparenza nella logica per cui o gestisci bene il tuo patrimonio, tu comune, tu proprietà demaniale, o se no trovi forme alternative, per esempio la concessione al settore privato, sia profit che non profit. Obiettivo comune è quello di rilanciare la montagna veneta attraverso una progettazione a lungo termine che la salvaguardi e valorizzi. Imprese in fallimento, chiusura delle fabbriche, sicurezze che vengono a mancare e oscillazioni di borsa che fanno male al cuore. E lo fanno veramente, visto che nel territorio regionale gli infarti sono brutalmente aumentati del 30%, raggiungendo punti del 50% nel mese di novembre. Lo studio proviene da un'equipe di chirurghi dell'ospedale di Mirano. Alcuni studi hanno provato un aumento degli infarti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, in perfetta concomitanza con il peggioramento della situazione economica italiana. Una situazione non nuova. Infatti, dati analoghi erano stati registrati all'inizio degli anni 30 negli Stati Uniti, con la gravissima crisi economica. Infrastrutture made in Cina. I cinesi costruiranno in Italia e in Europa strade e ponti e si profila anche la possibilità che rilevino una quota di Unicredit. Tutti i particolari su Industria e Finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. News del mercato finanziario? Digita www.industriaefinanza.com, il primo quotidiano economico del Nord Italia. Notizie sul Veneto? www.lacronacadellveneto.com e per Verona c'è www.lacronacadiverona.com. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Collegati con il mondo. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. Sul web l'informazione è in tempo reale.